Eder. Mac. Pallister. Di Vito Mezzalira, ex portalettere triestino scomparso da Sagrado nel 2019, oggi c'è una ricostruzione investigativa molto più solida. Nel giardino della villetta di Poggio Terza Armata Straussina, in fondo a un vecchio pozzo coperto da una colata di cemento, sono stati recuperati ossa e indumenti chiusi in un sacco nero. L'individuazione del punto è arrivata incrociando rilievi con georadar, il fiuto di un'unità cinofila, il pastore belga Klaus e perfino immagini aeree che mostrano il pozzo prima libero e poi sigillato. L'identificazione formale dei resti è ora affidata alla medicina legale di Trieste, ma la dinamica del seppellimento e il luogo del rinvenimento tengono gli inquirenti ancorati alla pista domestica. Nel frattempo, la procura di Gorizia ha iscritto più persone nel registro degli indagati con le ipotesi di omicidio, occultamento di cadavere e truffa ai danni dello Stato. Il perimetro soggettivo dell'indagine comprende innanzitutto la compagna di Mezzalira, Mariuccia Orlando, e il fratellastro di lei, Moreno Redivo, per presunto concorso nei reati ipotizzati. Nelle ultime ore è emersa una novità: un terzo indagato, identificato come il figlio poco più che trentenne della stessa Orlando. È un passaggio cruciale perché allarga il quadro relazionale legato all'abitazione e alle fasi successive alla scomparsa. La procura mantiene il massimo riservo in attesa delle analisi medico-legali. Il tassello che ha incrinato i racconti rassicuranti sulla presunta fuga di Vito è quello dei fotomontaggi. Alla sorella Domenica, che da Mantova chiedeva notizie, nel tempo sono state inviate immagini manipolate per far credere che l'uomo fosse vivo e in compagnia. Tra queste una cartolina di Natale del 2022, con io e Vito davanti all'albero, rivelatasi un compositing. Un altro montaggio lo mostrava con una presunta nuova compagna. Questi artefatti, sommati al continuo mutare di versione, fuga d'amore all'estero, problemi con strozzini e così via, hanno innescato l'allarme familiare e poi le denunce formali che hanno portato all'accelerazione investigativa. Sul fronte patrimoniale, gli atti ricostruiscono una scia di riscossioni della pensione dell'ex postino per diversi anni dopo la scomparsa, prelievi reiterati, spesso da uffici postali differenti, che sorreggono l'ipotesi di truffa ai danni dello Stato a carico di chi incassava quei ratei. Questo filone, nato come anomalia economica, è confluito nel quadro più grave quando le ricerche hanno dato esito positivo nel pozzo. La cronologia operativa è netta. Primi sopralluoghi infruttuosi nel 2023, nuova ondata di scavi e perquisizioni nel 2024, la svolta con il ritrovamento a inizio novembre 2025. Sul piano difensivo, i legali della compagna e del fratellastro hanno nominato consulenti di parte per valutare lo stato dei resti e dei reperti, ricordando che l'attribuzione certa arriverà solo dalle analisi genetiche e che non vanno tratte conclusioni affrettate. Tecnicamente saranno decisivi la datazione della morte, l'eventuale presenza di lesioni compatibili con violenza, gli indizi di contesto, sigillature, materiali edili, eventuali tracce sugli indumenti e il confronto con eventuali profili biologici reperiti nell'area. In sintesi operativa: 1. Scena e reperti. Resti umani e abiti in un sacco plastico a circa 4 metri nel pozzo del giardino, con colata di cemento a sigillo. 2. Indagati: Mariuccia Orlando, compagna, Moreno Redivo, fratellastro e da ultimo il figlio trentenne della donna. Depistaggi: fotomontaggi inviati ai familiari e versioni contraddittorie sulla presunta fuga. Filone economico: riscossione della pensione dal 2019 in avanti con prelievi ripetuti. Stato dell'istruttoria: in attesa di conferma identificativa e accertamenti medico-legali. Difese al lavoro con perizie di parte. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.